esclusiva di Sdoganati, l'evento organizzato dal Gardesano.it e dall'Associazione Culturale Civis Media. Ci ha fatto veramente piacere vedere così tanta gente che è venuta a trovarci qui alla Dogana Veneta, è stato veramente un onore. Vi ricordiamo che i nostri siti internet e l'Associazione Culturale Civis Media nasce nel 2005 con lo scopo di creare informazione e approfondimento per i giovani e per i comuni locali. Quindi per questo che vi invitiamo a visitare i siti internet di riferimento, ce ne sono diversi, quali il Gardesano.it, il Bussolenghese.it, il Veronese, il Castiglionese, il Villafranchese e il Pescantime, insomma ce n'è proprio per tutti i comuni. E chi volesse scrivere, collaborare, partecipare, inviarci spunti e idee, potete scrivere nelle nostre caselle di redazione e troverete all'uscita i biglietti da visita. Allora vi ricordo che la premiazione avviene perché le foto sono state votate sia sul sito internet del Gardesano.it, quindi i voti che sono giunti online, sia attraverso la somma dei voti delle persone che sono venute qui in questi 2 giorni a visitare l'esposizione, e quindi abbiamo i risultati per le prime 3 foto premiate. Allora, il premio per il terzo posto, per la terza foto che si classifica, è una bellissima fotocamera digitale Fuji FinePix F480 Silver del valore di 139 euro. Allora, la foto che si aggiudica questo premio con 45 voti è la foto numero 40 intitolata Il Comignolo di Camilla Del Latte. Un applauso a Camilla, se è qui tra di noi. Camilla Del Latte, la vincitrice del terzo premio, non so se è qui presente, nel caso in cui non lo fosse può ritirare il premio presso la fotoottica Punto di Vista. Allora adesso prepariamo il secondo premio, che è la fotocamera digitale Fuji FinePix S8000 FD, eccola qui, del valore di 329 euro. La foto seconda classificata con 54 voti è la foto numero 84 intitolata Nuvole tra le palme di Efrem Agnilleri. Efrem, eccolo qui, prego, ti invitiamo. Il sindaco consegna la macchina fotografica. Se vuoi fare una foto. Efrem, vuoi dire qualcosa? Come è nato questa idea, questo scatto che ti ha portato insomma al secondo premio? Questo scatto è nato innanzitutto vedendo il paesaggio, molto diciamo originale, poi pensando al titolo di questa manifestazione mi è venuto appunto in mente questa foto che avevo fatto, molto significativa e per me importante. Filippo, sei qui tra di noi, eccolo qui. Ecco che il sindaco ti consegna il tuo meritato premio. Vuoi dire qualcosa? Sì, ringrazio il Gardesano per questa opportunità stupenda, per questo concorso. Io faccio foto fin da quando avevo 10 anni, ringraziando mio padre, anche lui grande appassionato. Venuto a conoscenza di questo concorso ho voluto candidare 2 foto, una scattata sul Baldo e una appunto sul Garda, che è quella che ha vinto. Dal titolo Sweet Home perché, essendo veronese, comunque sul lago mi sento a casa, insomma, è un grande salotto. Grazie e complimenti.